Il centro di raccolta dei profughi destinati alla Marca sarà all'interno dell'ex caserma Gotti nel cuore di Vittorio Veneto. Mancano le conferme ufficiali, ma pare che di fatto il sindaco Tonon abbia dato l'assenso alla prefettura per trasformare l'ex presidio militare in centro di accoglienza per quanti verranno assegnati al Trevigiano. Fino a qualche anno fa, centro trasmissioni, da qualche giorno più di qualcuno ha notato l'inizio di alcuni lavori all'interno che indicherebbero come la procedura per la trasformazione sia già avviata. Una decisione che ha subito sollevato polemiche e proteste con la richiesta delle minoranze di un consiglio comunale straordinario, tra i più critici il governatore del Veneto. Deplorevole, vergognoso, non rispettoso della volontà dei veneti ed è assolutamente la risposta che Roma dà al fatto che i sindaci, tutti i sindaci interpellati abbiano detto a gran forza che non c'è voglia di dare ancora ospitalità. È bene ricordare che il Veneto ha già fatto la sua parte perché è una delle 4 regioni d'Italia che ha più immigrati, prova ne sia che il numero degli immigrati censiti proprio a fine di quest'anno sono circa 514.000, ovvero il 10,4% della popolazione veneta. Cosa si può fare, Presidente? Cosa farà adesso? Bisogna opporsi assolutamente al fatto che i profughi arrivino qui. Non si capisce per quale motivo ci sono 16 regioni che hanno meno immigrati del Veneto e prima si vada lì, ma prima ancora si affossi l'operazione Mare Nostrum e si aiutino questi immigrati a casa loro. Penso che questa sia l'ennesima prova che al governo dei nostri territori non gliene frega niente.